Alleluia, grazie Gesù. Vogliamo cantarlo con certezza di fede? Amen. Alleluia, gloria al tuo nome. Oh Signore, tu sei davvero grande, oh Signore, oh eterno, nessuno è pari a te, non c'è un altro Dio fuori di te, sei l'alfa e l'omega, re dei re. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh eterno. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh eterno. Nessuno è pari a te, non c'è un altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Noi ci prostriamo davanti a te, oh Signore, oh eterno. Noi ci prostriamo davanti a te, oh Signore, oh eterno. Nessuno è pari a te, non c'è un altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Noi diamo a te la gloria, noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh eterno. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh eterno. Nessuno è pari a te, non c'è un altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re noi ci prostriamo davanti a te, oh Signore, oh eterno. Noi ci prostriamo davanti a te, oh Signore, oh eterno. Nessuno è pari a te, non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Vogliamo leggere insieme Salmo 115 e poi vogliamo chiedere che il Signore ci guidi questa sera. Abbiamo bisogno della sua guida e anche del suo aiuto. Salmo 115 dice così: non a noi, eterno, non a noi, ma al tuo nome la gloria per la tua bontà e per la tua fedeltà. Perché direbbero le nazioni dove è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non conoscono, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Israele confida nell'Eterno, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa d'Arone confida nell'Eterno, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete l'Eterno, confidate nell'Eterno, egli è il loro aiuto e il loro scudo. L'Eterno si è ricordato di noi, egli benedirà, sì, benedirà la casa di Israele, benedirà la casa di Aarone, benedirà quelli che temono l'Eterno, piccoli e grandi. L'Eterno moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. I cieli sono i cieli dell'Eterno, ma la terra agli uomini. Non sono i morti che lodano l'Eterno, neanche di quelli che scendono nella tomba, ma noi benediremo l'Eterno ora e sempre. Alleluia.
tavole, poi vogliamo pregare il Signore che ci guidi in questo culto, che Dio possa benedire le anime nostre. Cosa dite, fratelli? Siamo qua per adorare Dio, ma anche perché ne abbiamo bisogno. Tu sei davvero grande o eterno, o Signore. Alleluia. Gloria sia a te. Gloria sia a tuo nome. Con tutto il cuore vogliamo benedire. Tu sei davvero grande, o Signore, o eterno. Tu sei davvero grande, o Signore, o eterno, e solo hai in te, e non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Noi diamo a te la gloria, o Signore, o eterno. Noi diamo a te la gloria, o Signore, o eterno. E solo hai in te, non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Noi ci prostriamo davanti a te, o Signore, o eterno. Noi ci prostriamo davanti a te, o Signore, o eterno. E solo hai in te, non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Nessuno è come te, nessuno è come te, non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'alfa e l'omega, re dei re. Signore, noi diamo a te la gloria, noi diamo a te l'onore, noi innalziamo il tuo nome, Signore, riconosciamo che il bene viene da te. Grazie che non possiamo rappresentarti con nessuna immagine, perché tu sei spirito, perché tu sei grande, sei infinitamente grande, ma la cosa che ci consola è che sei in mezzo a noi, Signore. Ti vogliamo lodare e benedire, perché ogni volta che invochiamo il tuo nome, tu sei qua, presente in mezzo a noi. E anche stasera vuoi farci del bene, Signore. Signore, al di là dei nostri pensieri, delle nostre ansie, forse qualche perplessità ancora nel cuore, stasera ti chiediamo di parlarci, di guidare questo culto, Signore, di darci ancora nuove forze per onorarti e fare la tua volontà. Signore, abbiamo bisogno ancora di una visitazione che viene dal cielo, Signore. Abbiamo bisogno di qualcosa che nessun uomo può darci, ma tu che sei Dio dispensi abbondantemente su quanti sperano in te. È vero, non sono i morti che ti possono lodare, non sono quelli che scendono nella tomba che possono lodarti, ma noi vogliamo lodarti con tutto il cuore, perché ci stai dando ancora un giorno di vita, Signore. Tu hai deciso che noi questa sera potessimo vivere per lodare e benedire il tuo nome. Aiutaci a farlo con tutto il cuore, aiutaci a farlo perché tu lo desideri, Signore. Aiutaci a farlo perché tu sei Dio degno di ogni lode. Accompagna chi deve arrivare, Signore. Raggiungi anche i cari che sono a casa e non possono essere con noi. Grazie, Dio d'amore, grazie per il bene che ci darai ancora stasera. Nel nome prezioso di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Grazie, Dio d'amore. Grazie, Signore. Amen, cari. Vogliate accomodarvi. Vogliamo ritornare ancora un paio di inni. Gloria a Dio. Che numero? 740. Gloria a Dio, fratelli. Siamo in un luogo di adorazione, in aspettativa per quello che il Signore ancora desidera fare per noi. Alleluia. 740. Io voglio sempre amare e sono mio Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. I got the
Gloria a Dio, avete un altro canto? 1011. I segni dell'età si sentono, C'è buoni segni. 1011. Gloria a Dio. Pensavo, fratelli, anni fa, leggendo, mi è passato agli occhi un fatto che quando Gesù ha mandato i 70 in missione e loro tornavano pieni di gioia per tutto quello che il Signore aveva fatto e ha detto, ma ai giorni d'oggi è difficile trovare vuole 70 tornare pieni di gioia. È un'aspettativa che noi possiamo avere. Non so se siete convinti, dipende da dove vogliamo cercare la nostra gioia. Solitamente si è gioiosi quando si bene, abbiamo appena cantato, ma hai dato te, cosa vorrei? In Gesù abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Però poi, col senno di poi, noi siamo anche contenti per ciò che non abbiamo. Perché se Dio non ci dà qualcosa, non è perché Lui è cattivo, ma perché non ci fa del bene. Allora, siamo così felici di essere nelle sue mani e Lui decide cosa è buono per noi e cosa è male per noi. E con serenità accettiamo quello che viene dalla sua mano. Poi Gesù, per essere terminato, dice: non rallegratevi per le cose che vedete qua, ma rallegratevi perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. Quella è la gioia più grande, perché poi arriva un certo momento della tua vita che quando ti sembra mancare tutto, tu daresti tutto per poter continuare. Invece la nostra vita continuerà sempre, perché il nostro nome è scritto nel libro della vita. Dio ci ha fatto un regalo, non vi vedo molto convinto, però vorrei farvi realizzare che il tuo nome è scritto nel libro della vita e mai che vada continuerai a vivere per l'eternità. Scritto nel libro della vita vuol dire che Dio ha perdonato tutti i tuoi peccati e se sbaglierai ancora nel cammino e chiedi perdono, Dio ti perdonerà. Dio, il nostro nome è scritto nel libro della vita e quindi, come dice Gesù, se abbiamo trovato il regno di Dio, tutto il resto ci sarà provveduto. Tanto quando staremo per sempre. Dopo sarà il momento che andremo via. La cosa bella è che non finirà tutto, comincerà qualcosa di fantastico, lassù nel regno dei cieli. Alleluia. Ed è questa la forza dei cristiani. Pensate, fratelli, che ci sono credenti come noi che non hanno questa libertà, non possono cantare. Forse oggi per amore del Signore non hanno neanche mangiato quello che abbiamo mangiato noi, forse neanche un quarto. E loro sono lì che adorano e lodano il Signore, perché hanno trovato in Gesù la soddisfazione della propria vita. E se non facciamo così, corriamo il rischio di non sorridere. Esseri umani come noi vogliamo sempre qualcosa. Abbiamo il Signore, abbiamo tutto.
Siamo tutti insieme. Quindi gloria a Dio. Signore ci aiuti. 1011. Proprio quando sono qui con te. E 1011. Sì. Alleluia. Grazie Signore. Noi che ci alziamo in piedi, dobbiamo cantare in piedi. Sono qui con te. Dici per me. Le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me, le mie felicità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. Io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è me. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza. Che senza tu sei Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. Io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è me. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza. Che senza tu sei Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, vincerò comunque. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in mondo che senza tu sei Dio, non dubito. Sei Dio, non dubito. Signore, stasera vogliamo cogliere l'invito
Unite a me voi che siete appesantiti ed aggravati di vivere un po'. Questa sera vogliamo uscire da questo locale, avendo lasciato ogni peso ai tuoi piedi, Signore. Signore, noi ti diamo i nostri pesi e tu ci dai la tua gioia. Noi ti diamo la nostra paura e tu ci dai la tua fede, Signore. Noi ti diamo le nostre preoccupazioni e tu ci dai la tua pace, Signore. Per questo siamo qui per offrirti culto, Signore, perché noi abbiamo delle cose scadenti da darti e tu ci dai delle cose preziose. Noi abbiamo delle cose umane e tu ci dai delle cose divine, Signore. Oh, non è una riunione religiosa, è un incontro con il Dio vivente e vero, e non c'è peso, Signore, non c'è paura, Signore, non c'è situazione che tu non possa trasformare ancora stasera. Signore, tu sai cosa c'è nel nostro cuore questa sera e noi vogliamo condividerlo con te. Perché proprio quando tu sei qui con noi, Signore, tu vinci per noi le nostre battaglie. Signore, libera la nostra mente e il nostro cuore stasera. Dacci un cuore leggero, pieno di gioia, Signore, per offrirti l'adorazione che ti è dovuta. Signore, grazie, non siamo perfetti, lo sappiamo anche noi. Tu sei perfetto e ci accogli nella tua presenza. Grazie, grazie, Signore, grazie. Dacci un sentimento di gratitudine, perché ne abbiamo di bisogno. Grazie con tutto il cuore, proprio quando tu sei qui con noi. Tu vinci per noi le nostre battaglie. E anche stasera usciremo fuori più che vincitori, Signore. Oh Dio d'amore, possiamo immaginare i pesi, ma lo sappiamo della tua vittoria. Grazie con tutto il cuore, nel nome prezioso di Gesù, Signore. Nel nome prezioso di Gesù. Signore, abbiamo già vinto perché tu hai vinto per noi. Siamo più che vincitori. Vogliamo realizzarlo profondamente ancora stasera. Nel nome prezioso di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi, cari. Gloria a Dio. Qualcuno che vuole ringraziare il Signore, potete. Posso dire, mi spaventa un po' chiederlo, perché vedo un po' così, però è giusto onorare Dio. Prego, Mario. Sì, non vedo Sergio. Pace a tutti. Io voglio condividere con voi l'esperienza. Il Signore ci ha donato di fare un breve periodo di vacanza, perché Sergio era abbastanza stanco. Però il Signore siamo partiti e nonostante questo abbiamo detto: ma chissà se è un momento di rilassamento. Il Signore ci ha dato grazia di trovare dei fratelli, di trovare anzi non fratelli, ma però persone che avevano bisogno di sentir parlare del Signore. E quindi per noi questo è stata una gioia proprio perché abbiamo potuto parlare di Lui. Quando stavamo parlando si è avvicinata una ragazza che era evangelica, era di Milano e quindi c'è stato da parte nostra, detto, come così lontani, così il Signore ci fa trovare così vicini delle persone che possono condividere anche la nostra fede. Quindi per noi è stata una gioia. È stata una gioia perché sembrava quasi di essere insieme ai fratelli, quindi abbiamo avuto la possibilità di parlare appunto e di toccare il cuore di un signore che veramente cerca qualcosa, quindi ve lo metto nelle preghiere, un signore di Milano che ha bisogno, lei che è curioso, vuole conoscere, fa io ho letto la Bibbia, però non ho ancora capito bene tutti i punti, quindi voglio appunto ringraziare il Signore per questa opportunità e per l'opportunità che ci ha dato anche di riposare un po'. Sergio vi saluta, non sta tanto bene, deve fare degli accertamenti, settimana questa e la prossima, quindi diciamo deve un attimino stare un po' a riposo, però il Signore sa ogni cosa. Gloria a Dio, anche in vacanza lavoriamo. Qualcun altro? C'è qualcuno ancora che prego, venire. Sì, anche io voglio ringraziare il Signore, in realtà ci sono sempre tanti motivi per ringraziare il Signore. Ci sono sempre tante cose che Lui fa ogni giorno, se stiamo attenti, se gli stiamo vicini, ogni giorno. Voglio ringraziare, vediamo, questo, mi collego un po' all'Evelina. Ringrazio il Signore perché abbiamo trovato un negozietto ad Asiago che sarà adibito a un locale di culto, il primo locale di culto stabile ad Asiago. Allora io mi ricordo 8 mesi fa Beppe diceva: "Dai, vediamo se c'è qualcosa", dicevo: "No Beppe no, per carità, abbiamo già Castelfranco, Bassano". Beppe guarda no, assolutamente no. Ehm, Poi insomma il Signore ci persuade, perché Lui è un Dio particolare. Lui ci persuade per una serie di circostanze, mi ha messo questo sentimento. Lui mi ha messo questo sentimento, okay? E quando io ho incominciato a condividere con Beppe: "Sai Beppe però che ad Asiago forse, no?"
e lui riesce proprio a cancellare tutte le nostre paure, i nostri timori, di non farcela, le nostre stanchezze. Lui li cancella ad un certo punto perché lui ha un piano. E ringraziamo il Signore perché proprio nel momento in cui ero pronta, diciamo, che lui sapeva che io ero pronta, lui ci ha fatto trovare questo localino che è in una zona strategica dove ci sono 4 strade e tutti vedono questo locale. È incredibile. Contemporaneamente ha fatto arrivare la, titolare del negozio, si è messa in contatto, ha conosciuto una sorella che viene dall'America, Beppe, dal Sudafrica, credente, italiana, che stava cercando proprio un luogo, di culto. Poi di una chiesa evangelica, poi è arrivato un altro ragazzo che sta facendo scuola lì ad Asiago, insomma il Signore sta già preparando anche delle persone che saranno lì con noi, c'è una sorella e un fratello che hanno un paio di negozi, al suo tempo lui prepara le cose. A volte no, dici: "Mamma mia, c'è da fare", però poi pensi: "Ma Signore, tu cosa hai fatto con me quando io avevo 22 anni? Hai mandato qualcuno a parlarmi di te. Qualcuno si è preso questa responsabilità, questa briga, diciamo, perché poi devi anche seguire le persone, no, non è che puoi solo parlare di Gesù. Ed è venuto nella nostra famiglia e ci hanno parlato di te. E sono 40 anni che vivo la tua presenza, le tue benedizioni, la tua forza. Chi sono io da precludere a qualcuno la possibilità di conoscerti?" E così tutti i pensieri sono spariti. A volte penso che dobbiamo proprio riflettere, tornare ai piedi della croce, tornare a quel giorno in cui lui ci ha parlato, in cui lui ci ha conquistato il cuore e pensare poi a tutte le cose, come dice il Salmo 103: "Anima mia, benedici il Signore, non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Lui ti ha perdonato, lui ti ha guarito, lui ti ha consolato, lui ha fatto tante cose per te. Non dimentichiamoci quello che lui ha fatto ed è un dovere nostro parlare di Gesù agli altri, affinché anche altri possano godere tutto il bene che c'è alla presenza del Signore. E ovviamente siamo tutti invitati in questa piccola opera qualche sabato, poi là sarà bello anche stare insieme e veramente Dio ha il suo tempo, il suo piano. Lasciamoci usare dal Signore, perché Lui va al di là delle nostre limiti e difficoltà. Ieri abbiamo fatto venire il protocollo con sanità persone di Asiago. Nella vetrina che è più grande di questo muro c'è una scritta grande che Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e la vedi con il nome di Cristo. E tutti quelli che passano si dicono, cosa stanno mettendo? Cosa stanno facendo? La cosa più bella, la soddisfazione che abbiamo avuto è che prima che noi aprissimo già sapevano cosa c'era. Perché le persone, voi siete quelli, voi state facendo, e lo dico per dare gloria. C'è una coppia che lavora via del Senato. E quando hanno saputo che questa coppia era interessata, perché fanno parte della Chiesa di Barcellona, perché quelli di potete fidare, perché sono delle bravissime persone. Alleluia, potete andare ad occhi chiusi, potete fidarvi di quelle persone. E ringraziamo Dio perché a volte noi vorremmo convincere le persone con le nostre parole, ma ci stanno guardando, stanno vedendo chi siamo più di quello che diciamo. E quando Dio prepara le cose, le prepara, come diceva una sorella stamattina, facendoci essere delle lettere aperte, lette da tutti gli uomini. È la più grande responsabilità che abbiamo, non tanto dire tante cose, ma vivere quello che il Signore ci chiama a vivere. E quindi grazie a tutto questo. E la gioia grande, io guardo Enzo adesso che poi tante cose, no? Ma il fatto di poter aprire un'altra luce, un'altra luce, dare possibilità ad altri che come noi avevamo bisogno, trovare qualcuno che può pregare. Perché cosa possiamo, io cosa posso fare? La cosa che posso fare è pregare, non possiamo fare altro che pregare il Signore. Ed è una gioia bellissima vedere l'opera di Dio che va. Un'altra testimonianza, prego Gianluigi, hai una cravatta bellissima. Oggi mi hanno detto, ma tu porteresti mai una cravatta rossa? Io ho detto, ma non è nella mia personalità, ma per te sì, sta bene. Io, scusate, ho la Bibbia online.
Allora io volevo ringraziare il Signore per quello che sta facendo nella mia vita e nella mia famiglia. Volevo ringraziare il Signore per una cosa particolare che mi è venuta in mente mentre stavo testimoniando la sorella Daniela. C'è un versetto nella parola molto bello che un fratello mi ha dato qualche giorno fa. In Ecclesiaste, al capitolo 3, al versetto 1, sull'area del cielo del fuoco e il mare. In Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1 dice: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il sole, un tempo per morire e un tempo per vivere, un tempo per diventare, per ogni cosa c'è il suo tempo. Io ringrazio il Signore per la potenza della parola di Dio. È stato tuo padre che mi ha dato questo versetto, fratello Samuele. Molte noi leggiamo, pensiamo che ma la parola di Dio è vivente, è lì che legge noi, non siamo tanto noi che... Cioè, la parola di Dio, fratelli, sa già le cose che succederanno domani e dopodomani. Allora, questo versetto per me era scontato, lo sapevo, per ogni cosa c'è il suo tempo, lo sapevo, ma mi è arrivato in un momento giusto, particolare, quella parola che mi ha fatto capire che devo stare tranquillo perché il Signore interverrà a suo tempo. E siccome l'ha detto Lui, la sua parola, e io so, ho sperimentato, abbiamo sperimentato, perché siamo cristiani, che la parola di Dio è verità assoluta. Perciò questo mi rasserena, mi tranquillizza. Se prima era un po', come diceva il fratello Beppe, era un po' così, sono venuto qua. Ma il Signore ha detto adesso ti faccio ricordare, ti ricordo quello che io ho detto nella mia parola. Ecco qua, per ogni cosa c'è il suo tempo, fratelli. Perciò non disperiamo, non preoccupiamoci più tanto, perché il Signore sa quello che fa. E noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen. Io non so quanti anni hai pregato perché loro potessero partecipare a qualche adesso è il tempo che per forza in qualche maniera dovete essere qua. Non sapete che gioia abbiamo di avervi qua e quale gratitudine essere nel nostro cuore che voi accompagnate Gianluigi e veramente è una gioia grandissima per noi, è una gratitudine e penso che anche a questo si riferiva Gianluigi. Chissà quante volte abbiamo bene, fratelli, ci alziamo ancora in piedi perché la sorella Lina ha chiesto credo che cominceremo a vedere in mezzo a voi. Ringraziamo il Signore per il fratello Enzo e continuiamo a pregare per lui. Alleluia. E preghiamo che abbiamo a Sergio, alle nostre famiglie, a quanti altri si affidano alle nostre preghiere. Però anche vogliamo ringraziare. Prima di chiedere vogliamo imparare a ringraziare per quello che abbiamo già. Alleluia. Non dimenticare alcuno dei suoi benefici. C'è un tanto. Siamo deboli, ma tu ci sostieni. E quando preghiamo stiamo chiedendo.
Fratello Enzo che predica con grande gioia, noi lo ascolteremo, ma diceva una cosa, quella donna cananea. Ha detto, ma no, non è giusto che dare il pane della tavola dei figli di Israele ai cagnolini. E lei diceva, Signore, ma basta anche una briciola. Come dire, Signore, ma per te è niente fare questo per me. Non c'è niente, per te basta che un gesto, no? E dicevo, quanto è importante che conosciamo la misericordia. Perché un semplice gesto di misericordia di Dio può cambiare le nostre vite. Non pretendiamo nulla, non abbiamo nessun vanto, non abbiamo nessun pregio, ma la misericordia di Dio arriva e ci fa bene. E vogliamo avere quel sentimento, Signore, anche le briciole della tua misericordia vanno bene per la nostra vita. Vogliamo intornare al 968 e poi vogliamo prendere qualche momento per adorare il Signore. Alleluia. Alleluia, ci fa bene ricordare che siamo di passaggio, che siamo deboli, che non abbiamo niente, ma ci fa bene ricordare che il Signore ha tutto nelle sue mani ed è generoso all'infinita potenza. Alleluia, alleluia.
Una volta. Ti adoriamo, Signore. Santo è il tuo nome. Santo è il tuo nome. Santo sei, Signore. Degno di ogni gloria. Oh, gloria al tuo nome. Meraviglioso, Signore. Meraviglioso, Signore. Oh, dalla bocca dei bambini e dei lattanti è tratto valore. Facci tornare come bambini. Facci meravigliare della tua presenza, delle tue cose meravigliose che fai per noi. Gloria al tuo nome, per l'ammirazione che i bambini hanno per i genitori. Noi vogliamo averla per te, oh Padre nostro, alleluia. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Tu che ci dai il cibo quotidiano, tu che ci liberi dal male, Signore, tu che continui a perdonarci e istruirci. Gloria, gloria sia al tuo nome, Dio d'amore. Alleluia, alleluia. Meraviglioso sei, santo sei, Signore. Gloria al nome tuo, gloria al nome tuo, gloria al nome tuo. Oh, meraviglioso Dio. Oh, sei tu che hai detto chiedete non sarà dato. Oh, stasera ancora a chiedere, con gratitudine per quello che abbiamo già ricevuto. Oh, Re di gloria, meraviglioso, meraviglioso sei, Signore, meraviglioso sei, Signore. Nessuno è paragonabile a te. Oh, Re la massimma, la mascella delle carattere. Oh, Re di gloria, ti adoriamo, il tuo popolo ti adora. Il tuo popolo ti loda, alleluia. Ci hai comprati a caro prezzo, Gesù. Col sangue tuo, Dio d'amore, volendo su quella croce. Come non ringraziarti, come non lodarti, Signore. Alleluia, alleluia. Oh, Re di gloria, Re di gloria. Oh, Re la scenda, meraviglioso sei, Signore. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Alleluia, alleluia. Dio d'amore, Dio d'amore. Alleluia, alleluia. Grazie, Signore, grazie, grazie, grazie. Oh, ti adoriamo. Gioia, la tua presenza, il tuo favore, non più la condanna, ma il favore di Dio sulla nostra vita. Alleluia, alleluia. Grazie Dio nostro, grazie Padre Santo. Ore di vedere che le barare scinde di verità. Signore, grazie, grazie, grazie. Noi ti ringraziamo per quello che tu sei per ognuno di noi. Ti ringraziamo perché veramente tu ci sei Padre. Tu sei così lontano, tu sei un Dio vicino, sei un Dio Padre, sei un Dio che parla con noi ogni giorno. La tua parola, Signore, è il nostro cibo, è diventata il nostro cibo. Signore, tu ogni giorno ci persuadi, aiutaci a lasciarci persuadere da te. Ognuno di noi ha delle difficoltà, vede delle montagne, dei giganti, ma tu ci persuadi. Lasciaci persuadere dal tuo amore, perché abbiamo visto tutte le volte che abbiamo finito, tutte le volte che ci siamo affidati, tu ci hai riempito di coraggio nel nostro credere, ci hai riempito di forza, di nuove forze, Signore. Tu ci hai fatto vedere le tue meraviglie. Tu non ci chiedi l'impossibile, perché l'impossibile lo fai tu. Aiutaci a lasciarci persuadere dal tuo amore, dalla tua parola, quando ci chiedi determinati ambiti della nostra vita di arrenderci. Aiutaci ad arrenderci a te, non agli uomini, ma a te, papà. Perché tu sai cosa c'è domani e dopodomani, Signore. E noi abbiamo il nostro passato che ci parla di te per la verità. Noi abbiamo i giorni che abbiamo vissuto con te, Signore, che fortificano la nostra fede in te nella tua parola, Signore. Veramente aiutaci a starti vicino, Signore. Aiutaci a essere morbidi nelle tue parole. Signore, che niente
possono spaventarci o turbarci così tanto da allontanarci dalla tua presenza. Aiutaci, Padre, perché in te è la vittoria. Ti ringraziamo, papà, nel nome per il Grazie, Padre. Grazie. Tu sei vivente. Alleluia, un morto non potrebbe risponderci, ma tu ci rispondi. Alleluia. Che profondo è il tuo amore, e mi non che profondo è il tuo amore, Dio del cielo, più profondo del mare, è il tuo grande amore. Alto è, immenso è, profondo è, solo il tuo amore, per un mio peccatore, tu mi dassi per me, hai fatto mio amore, solo tu, Signore, che profondo è il tuo amore, Dio del cielo, più profondo del mare, è il tuo grande amore. Alto è, immenso è, profondo è, solo il tuo amore. Vedo l'immensità e potere del tuo amore, solo posso io dire, che sono davanti a te, che profondo è il tuo amore, Dio del cielo, più profondo del mare, è il tuo grande amore. Alto è, immenso è, profondo è, solo il tuo amore. Gloria a te, è così stato. Conquistati dal tuo amore. Gloria a Dio. Io ti ho dato la mia parola non per fare guerra al suo prossimo. Ti ho dato la mia parola, ti ho messo in mano la mia parola, non per fare guerra al tuo prossimo, ma perché tu possa difenderti dagli attacchi del nemico. In questo tempo della tua vita, non combattere il tuo prossimo, perché il tuo combattimento non è contro il capo, ma è contro un nemico che non vede e che vuole farti del male. Lì usa la mia parola. Lì usa la mia parola per poter far sì che i suoi attacchi non trovano spazio nella tua vita. Usala per quello. Ama chi ti sta vicino, non combattere chi ti sta vicino. Ama chi ti sta vicino. Oh, veramente, usa la mia parola per combattere chi ti è veramente nemico. Non è che ti ho messo al tuo fianco. No, ama chi ti ho messo al fianco. Ama chi ho messo dentro la tua casa. Ama chi ti ho messo attorno. Non sono quelli nemici dell'anima tua. È un'altra persona che
puoi vincere solo attraverso la mia parola, dice il Signore. Usala in questo modo e vedrai la mia vittoria, dice il Signore. Non hai un'altra arma, non combattere a destra e a sinistra. Usa la mia parola nella tua mente per difenderti dagli attacchi di chi veramente ti vuole tentare. Quello è il tuo nemico. Focalizza la tua attenzione sul vero nemico dell'anima tua. Non sono gli uomini, è un altro che vuole la distruzione della tua vita. Usa la mia parola e vedrai la mia vittoria, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Grazie, grazie, grazie Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie, grazie. Qualcun altro, fratelli, che ha una preghiera in cuore. Sentiamoci liberi di innalzare. E Dio nella sua fedeltà risponderà alle nostre richieste. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie. Grazie, Gesù. Grazie. Grazie, Gesù. Grazie. 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 Voglio lodarti, glorificarti, benedirti, esaltarti, Signore Gesù. Grazie per il tuo amore. Grazie, Signore Gesù, per come tu mi hai rilasciato ancora una volta, Signore Gesù. Ti ringrazio, Padre Onnipotente, per tutti i fratelli e sorelle. Amen, Padre. Venerdì hanno pregato tutti per me, Signore Gesù. Io ti ringrazio, Padre Celeste, perché oggi mi hai dato la forza di essere qui, per ascoltare la tua dolce e divina parola, Signore. Grazie, Padre Celeste, per come tu ci fai vedere la tua onnipotenza. Signore Gesù, grazie, perché come abbiamo visto, Signore Gesù, tu ci hai fatto vedere con i nostri occhi, Signore Gesù, la tua onnipotenza. Gloria a te, Signore. Anche sul fratello Enzo. Grazie. Ti ringraziamo, Papà Celeste, ti ringraziamo, Signore. Benedici, Signore Gesù, la tua parola questa sera, Signore, fa che sia veramente quella sorgente viva che ci disseta, che possa ristorare le anime nostre. Benedici il tuo popolo, la tua Chiesa, Signore Gesù. Benedici questo mondo, Signore, queste guerre. Padre Onnipotente, giorno per giorno ci sono sempre distruzioni, morte, Signore Gesù. Signore Gesù. Ma tu sai e conosci ogni cosa, Signore Gesù. Noi confidiamo in te, Papà. Amen. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per tutto quello che tu fai e che farai, Padre. Grazie, Padre. Grazie nel nome di Gesù. Amen, Signore, amen, amen, Signore. Volevo presentarvi Domenico, la spada divina, la spada di Agata, Signore. Signore Santo, ancora dai le forze, facci vedere la tua gloria, Signore. Il fratello Charles, Signore. Grazie per Caterina che è qua con noi ancora, vogliamo lodarti, per fratello Luigi, la sua famiglia, Signore. Facci del bene, Signore, facci ancora del bene, Signore. Grazie per Enzo, Signore. La gioia di vederlo nella nostra testimonianza. Grazie, grazie per ognuno di noi. Benedici anche quando non sono qua, Signore. Raggiungi dove si trovano Ernest, Signore, ti preghiamo. E quanti altri? Nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen. Vogliate accomodarvi, fratelli? Fratello Enzo, gloria a Dio. Vieni, fratello, di gioia. C'è un canto che dice una frase, non ho parole per esprimere quello che sento. Vieni, è una gioia grandissima. Gloria a Dio. Pace del Signore a tutti. Alleluia. Stai là. Allora,
Voglio ringraziare il Signore. Martedì sono andato alla visita dall'oncologo, che aveva già avuto in mano l'attacco che mi hanno fatto. E grazie al Signore, l'oncologo ci ha detto, era insieme a Samuele, che mi ha accompagnato, il risultato è stato al di là di ogni nostra aspettativa. Le cose vanno bene e ci vedremo in agosto. Non sto facendo più la chemioterapia per il momento, però guarda, non sto bene, diciamo, fisicamente, ma il Signore sa ogni cosa, ogni cosa. Sapete, avevo scelto un canto, avevo in cuore di cantare un canto. Ero seduto lì, poi si è alzata Daniela, ha cominciato, la prima parola che ha detto è stato padre. Poi la Teresina, padre, papà, e difatti avevo in cuore di cantare un canto, padre, perché abbiamo un padre meraviglioso, come vedremo. Vogliamo alzarci in piedi di nuovo? Vi dispiace? Grazie Signore. Sì, 815. Padre, a me piace, sapete, prima leggerlo, perché a volte seguiamo la melodia e non diamo importanza alle parole. Padre, posso dire solo questo, quando penso a ciò che fai ogni istante, tu per me. Padre, che mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, guardo un bimbo e vedo te, guardo un fiore e scopro te, alzo gli occhi e ci sei tu, sempre qui, non è un sogno, ci sei tu, per le strade, fra la gente, ogni istante di più. Sei nella mente mia, Padre, sei nei pensieri miei. Grazie. Sei la mia speranza, sola speranza, che di stare con te non andrò mai via. Gloria al Signore, benissimo. Come? Grazie Signore. Possiamo cantare?
di Dio. Grazie Signore con tutto il cuore. Alleluia. Martedì sono stato qui, ho portato un pensiero della parola. È una parola che ho nel cuore. E condividerò con voi anche stasera. Certamente non è esattamente, non dirò esattamente le stesse cose, ma il tema è quello. Leggeremo un salmo che è meraviglioso e importante per ognuno di noi, per la Chiesa del Signore. Il Salmo 133. L'alza si chiede. Per rispetto alla parola, sapete? Comunque, io sono stato seduto. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E come olio profumato che sparso sul capo, scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, come la rugiada dell'Hermon, che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita e ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli vivano insieme. Secondo voi, ho letto bene? Ho letto bene o non ho letto bene? Rileggo di nuovo la prima frase. Ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli vivano insieme. L'ho letta bene? No. Sapete perché? Perché siamo passati sopra a un punto esclamativo. E quindi mi sembrava che io la leggessi così. Ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli vivano insieme. È vero o non è? Accurato. Amen. Per tutto lì non è messo a caso. È vero? Ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli vivono insieme. È come olio profumato che sparso sul capo, scende sulla barba e sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, è come rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione in eterno. Amen. Benissimo, gloria al Signore. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È importante che siamo qui stasera. È importante per ognuno di noi. È importante per me che siete qui stasera. Perché per me questo mi dà gioia. Sapete perché? Perché siamo insieme. Ma siamo insieme però con qualcosa a causa o grazie a qualcosa di importante. Leggo di nuovo. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole, cioè gioioso, piacevole, che ci coinvolge essere insieme. Ma dice qualcosa di molto importante ancora. È buono e piacevole, tanto piacevole, che i fratelli vivano insieme. Noi siamo fratelli. Amen. Siamo figli di Dio. Abbiamo cantato Padre. Amen. Teresina si è rivolta a Padre la sua preghiera. Daniela si rivolta a Padre, al nostro Padre, il Signore del Signore, il Re dei Re. Amen. Re dell'universo. Amen. E Lui ci ha fatti figli Suoi. Nel momento in cui ha aperto il nostro cuore e abbiamo invocato il Suo nome, affinché fosse il Re della nostra vita, il Salvatore nostro, il Dio nostro. E Lui ha fatto sì che per il sacrificio di Cristo il Padre ci ha adottati come figli di Dio. Il Re dei Re, Signore dei Signori. Ma questo mi dice qualcosa, che mi dà
una certa importanza, lasciatemelo dire, siamo figli del Re dei Re e Signore dei Signori, e Lui è il nostro Padre. Alleluia! E mi piace quando qualcuno dice: Padre, ma piace ancora quando c'è qualcuno che prega e dice papà. Gloria a Dio! Cioè, in un modo proprio filiale. Dio è il nostro Padre. Amen. Per il sangue di Cristo Gesù, Lui ci ha adottati come figli e siamo figli Suoi. E quando andiamo a Lui, è come dobbiamo essere come bambini che vanno al proprio papà nei momenti di bisogno o anche nei momenti di gioia per ringraziarlo e glorificarlo. Ecco, quando è buono, quando è piacevole che i fratelli vivano insieme. Cosa significa questo vivere insieme? Vivere insieme, Signore, significa essere una famiglia. È una famiglia che vive insieme, è vero o no? Purtroppo adesso nei tempi moderni non è più come una volta. La famiglia era veramente famiglia. A volte magari i figli si sposano, i fratelli si sposano e si vedono ogni tanto. Una volta rimaneva una famiglia unita. Noi siamo la famiglia di Dio. I fratelli vivono insieme. Cioè, lo scopo della nostra vita è cercare di stare insieme il più possibile. Amen? Se nella Chiesa del Signore abbiamo due possibilità. Abbiamo un giorno, 2 giorni, quelli che sono di possibilità di stare insieme. Non trascuriamo questa possibilità, perché è un momento di grande benedizione da parte del Signore. Alleluia! E ci fortifichiamo gli uni gli altri. Quando scende la presenza del Signore e lo Spirito Santo ci pervade e cambia la nostra vita, i nostri atteggiamenti, i nostri sentimenti, e possiamo guardarci gli uni gli altri in faccia, perché quando noi andiamo a Cristo Gesù, colui che cambia la nostra vita, cambiano perfino le nostre sembianze. Il mio sguardo fino a 20 anni, fino a 27 anni, quando mi sono convertito, il mio sguardo non era come quello di adesso. È vero? Cambiano le nostre testimonianze, le nostre testimonianze visibili, diciamo, no? Va bene? Sapete, sono più importanti, è più importante per la nostra vita, non sono importanti tante le parole che raccontiamo, quanto è importante la vita che noi viviamo. Perché verba volant scripta manent, ma ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita è scritto nel nostro volto. Amen. A noi piace e deve piacere guardarci in faccia quando parliamo. Grazie, Signore. Vero? Guardarci in faccia. Perché come espressione della nostra vita possiamo dire tante parole soltanto con un segno. Io mi ricordo che quando mio fratello Giovanni, il più vecchio dei miei fratelli, mio papà non c'era perché era mancante da 3 anni durante la guerra, bastava uno sguardo e mi fulminava che stavo facendo di qualcosa, bastava uno sguardo. È vero? Signore, grazie che possiamo guardarci in faccia e in quella faccia, in quel viso, in quelle sembianze leggiamo che la tua presenza è nel loro cuore. Grazie, Signore. Io sono contento di vedere questa sera. Non vi conosco ancora tutti, ma ricordatevi una cosa: siamo una famiglia. Abbiamo i presupposti di una famiglia normale, come dovrebbe essere, perché l'amore di Cristo Gesù è stato riversato nei nostri cuori attraverso dallo Spirito Santo nel momento in cui ci siamo arresi a Lui e gli abbiamo chiesto di dimorare nei nostri cuori. Amen. E l'abbiamo accettato come personale Salvatore. Allora, veramente possiamo dire, Signore, grazie per tutto il nostro cuore. È bello, è piacevole. Alleluia. Alleluia. Signore, facci sentire il desiderio di stare insieme a te. Come abbiamo desiderio di stare insieme alla nostra famiglia. Quando i figli crescono, piano piano si allontanano. Quasi quasi che alcuni, come se non facessero parte più della famiglia. E questa è una sofferenza per i genitori. Non diamo la sofferenza a Gesù. Ma è colui che ci ha salvati quando evitiamo di stare insieme
alla presenza del Signore. Gloria a Gesù. Oggi ci sono dei momenti particolari e particolari in cui non possiamo essere insieme. Ognuno ha i suoi problemi, le sue difficoltà, i suoi impegni, giustamente così. Però non dobbiamo mai trascurare, amen, di pregare. Noi preghiamo, perché il Signore ha riversato l'amore suo nei nostri cuori e noi siamo chiamati ad amare, manifestare amore, non a giudicare. Amen. Ecco quando è buono e quando è piacevole. Ecco, il salmista dice: ho scoperto che essere insieme è qualcosa di piacevole. Alleluia, qualcosa di buono, qualcosa che glorifica il Signore. È come olio profumato che è sparso sul capo, scende sulla barba e sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Alleluia, come olio profumato, gloria al Signore, alleluia, alleluia. Vogliamo dire, Signore, quest'olio rappresenta la persona dello Spirito Santo. Noi crediamo all'Iddio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Gesù è andato al Padre e ci ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo, che è in mezzo a noi questa sera. A me, quanti credete che Lui è qui in mezzo a noi? Non lo vediamo, ma lo sentiamo. Nel nostro cuore è attorno a noi, fratelli e sorelle. Lui è qui e vuole dirti che ti ama. Che è contento. Lo Spirito Santo è contento. Amen, che siamo in mezzo alla nostra famiglia. Siamo una famiglia. Siamo dei fratelli e sorelle e abbiamo un Padre che è meraviglioso. Un Padre che prende cura di noi. Alla sua presenza noi siamo come dei bambini. Ed è importante questo. Essendo bambini dobbiamo crescere. Essere insieme ci aiuta a crescere. Un bambino senza una famiglia non può crescere. Un bambino ha bisogno di una famiglia per crescere. Quindi fin dal momento in cui abbiamo accettato Gesù nei nostri cuori, dobbiamo cercare di vivere il più possibile insieme alla famiglia meravigliosa che il Signore ci ha dato. Amen. Alleluia. Perché desideriamo crescere, andare avanti nei rapporti con Dio. Alleluia. Nella fede nel Signore, nella fede di colui che tutto può. Alleluia. Io dico sempre, non un medico. Grazie al Signore per i medici. Grazie per i medici che mi stanno seguendo. Ma io so una cosa, che il sommo medico è sempre Lui. E questo posso dirlo ad alta voce. Più di 30 anni fa mia moglie si era malata di un linfoma maligno al 4º stadio. Non c'era speranza per lei, assolutamente speranza per lei. La dottoressa aveva detto anche in una maniera un pochettino dura, ma cosa va cercando? Con la malattia che sua moglie ha, durerà soltanto circa 3 mesi. Sapete, quando andavo a trovare mia moglie all'ospedale, per non piangere davanti a lei, io mi mordevo la lingua e avevo mezza lingua nera, perché pregavo il Signore. E il Signore ha operato, perché la Chiesa ha pregato. E il Signore ha risposto. Quel giorno stesso, pomeriggio di quel giorno, erano mesi che mia moglie aveva la febbre a 38 e superiore a 38. E non passava mai. Era ridotta a uno scheletro umano. Non c'era speranza per lei. Ma dopo quell'incontro con quella dottoressa, che chiuse ogni possibilità, il pomeriggio stesso quella febbre scomparve. Lo stesso pomeriggio la febbre scomparse. E piano piano, chiamarono mia moglie. Mi ricordo ancora, erano i giorni che precedevano le feste di Natale. Ebbe un esame, un attacco, tutto quanto, eccetera. E mia moglie era guarita, non aveva più niente. Questo è scritto, non è campato in aria. È successo veramente, tanto che il medico di famiglia che avevamo un giorno chiamò i suoi diciamo, ammalati nella sua stanza e comunicò questo: Dio ha fatto un miracolo nella famiglia Specchi. Dio ha fatto un miracolo. Gloria al Signore.
E Dio può fare un miracolo anche nella tua famiglia, ma il miracolo più grande che ti ha fatto è quello che ci ha salvati. E per questo ha pagato un prezzo altissimo. Suo figlio Gesù Cristo è il Signore, ha versato il suo sangue sulla croce, ed è perciò che noi siamo qui stasera, perché ci ha dato la vita e ci ha salvati dalla morte eterna. Noi vogliamo dire grazie Signore, grazie Gesù, gloria a Dio. Lavaci, oh Signore, e come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne. Questo olio rappresenta lo Spirito Santo e quell'olio può essere versato su di noi questa sera. Quando l'olio dello Spirito Santo, una fresca unzione, gloria a Gesù. Ascoltate bene come è scritto, come olio profumato. Alleluia, profumato, gloria al Signore, alleluia. Che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Significa questo, che Dio ci ha uniti, il Padre ci ha uniti con lo Spirito Santo, ma non ha unito soltanto la nostra mente e la nostra testa, perché quest'olio che ha versato sulla nostra mente, la quale ci ha aiutati a rivolgerci a Dio e chiedere perdono dei nostri peccati e darci il nostro cuore. Alleluia! Però non si è fermato lì, perché è andato nel posto più importante del nostro essere, il cuore. E oltre il cuore è andato oltre fino all'orlo dei vestiti, il nostro sembiante, il nostro io è stato messo via, perché un credente, il vero credente, non dirà mai io, ma dirà noi, io e la mia Chiesa, io e il popolo di Dio, non soltanto io, ma noi, come si faceva una volta. Viviamo in un mondo, fratelli e sorelle, ormai senza anima. Amen? Senza anima. Ma perché? Perché dalla parola Dio hanno tolto la Dio. E vince soltanto io, a qualsiasi livello. Ma così non è nella Chiesa del Signore, che siamo tutti uguali, siamo tutti vicini alla presenza del Signore, siamo figli Suoi e dobbiamo farci guidare da Lui. Possa il Signore convincere ogni anima, perché siamo negli ultimi tempi e il tempo corre via e arriverà il tempo in cui non ci sarà più tempo. Ma anche questa sera, se c'è qualcuno che deve prendere questa decisione, la prenda al più presto, perché domani non sappiamo cosa ci riserva. Alleluia, gloria al Signore. Scende fino all'orlo dei suoi vestiti, è come la rucciata dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Alleluia! È come rugiada. E io ho detto, ma perché come rugiada? Perché piuttosto come una tempesta, un acquazzone che ci copre, non rugiada? Le parole di Dio sono delicate, non sono impositive, ma sono suggerite con gentilezza e con amore. Alleluia! È come la rugiada dell'Hermon, la rugiada. Sono stato a Pantelleria con mia moglie e altri fratelli. E un fratello che aveva un vigneto mi ha portato a vederlo. E lì ci sono andato circa 5-6 anni fa. C'erano ancora le viti, non avevano le pelli percolato, proprio a terra insomma. Erano cariche d'uva, era il mese di luglio così, erano cariche d'uva. E il fratello prima aveva detto, a Pantelleria piove pochissimo. Ha detto a questo fratello, ma scusa, se qui non piove, come fa ad esserci queste piante, queste viti così verdi e cariche proprio di frutto, di uva? Te lo spieghi, sai, a Pantelleria piove pochissimo, però accade qualcosa di particolare. La notte viene così giù, tanta rugiada, è vero?
tanta rugiada che viene assorbita dal terreno. Non dico fratello, ma il terreno può assorbire, sì, sarà abbondante quella rugiada. Vedi? Non soltanto viene della rugiada ogni notte abbondante, ma questo terreno è un terreno particolare che tutto quello che viene dall'alto lo assorbe, amen, e aiuta le radici a far crescere e portare frutto alla vite, così anche per noi. Signore, come rugiada, inondaci, Signore, con il tuo amore, con la tua santità, Signore, con la tua benedizione, Signore, affinché possiamo portare frutto alla tua gloria. Ma questo dipende da Lui, ma dipende anche da noi. La rugiada aiuta a portare frutto, a crescere la pianta, ma c'è deve essere una terra buona. Signore, trasforma i nostri cuori, fa che possano essere dei cuori ricettivi di quella rugiada che tu mandi dal cielo. Siete d'accordo su questo? Vogliamo pregare, Signore, per questo. È molto importante. Amen. Gesù disse: siete la luce del mondo. Nel mondo sta succedendo quello che sta succedendo. Io penso che tutti noi stiamo piangendo per tutti questi bambini. Io ho vissuto la terra, avevo soltanto 3 anni e so cosa significa, perché ricordo diverse cose. Pur avendo 3 anni, la fame per farmi dormire perché avevo fame. Mia moglie, mia mamma e le altre mamme prendevano, sapete che cosa? Il papavero, il frutto, non sapete la rosa del papavero, no? Papavero, prendevano il papavero, lo facevano bollire, quello papavero Aveva il grano. sì, va bene, sì, il papavero, lo bollivano e quello contiene oppio. E io dormivo. Pensate se abbiamo vissuto quella cosa lì, e lo stanno vissuto. Anche l'altra notte. 9 bambini. Ma in che mondo viviamo? Non è importante da chi viene, ma in questo mondo vigila l'io. Pensano di essere, ognuno di loro pensa di essere tutto, ma il tutto è Lui. Fratelli e sorelle, con tutto il mio cuore, abbiamo il nostro cuore a Gesù, che ha dato la sua vita sulla croce. È stato crocifisso pur essendo senza peccato. Era venuto per salvarci dal peccato. È stato crocifisso, lasciato solo su quella croce. Perfino i discepoli lo avevano abbandonato. La solitudine sulla croce di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Padre non l'aveva abbandonato. Nessun padre abbandonerebbe i propri figli. Non l'aveva abbandonato, soltanto che Gesù si era fatto peccato per noi. Si è caricato di tutti i miei peccati, dei nostri peccati, perché tutti siamo peccatori. Si è fatto peccato lui stesso. Alleluia, il Dio Santo, il Padre Santo, puro, unico, non poteva guardare il peccato di cui si era caricato il Figlio. Per un momento, per un attimo, si è girato dall'altra parte e Gesù si sente solo. Fratelli, Signore, facci sentire anche noi soli quando non viviamo nella famiglia che tu ci hai dato, Signore. Che se non viviamo nella chiesa che tu hai dato, Signore. Perché possiamo essere, quando abbiamo le possibilità, fratelli e sorelle, ma se abbiamo la possibilità e la libertà, vogliamo essere sempre presenti per aiutarci gli altri, per incoraggiarci gli altri. Tuo concludente è come la rugiada dell'erba che scende sui monti di Siena. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione in eterno. Nel Salmo 84 è scritto, versetto 4: beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. La casa del Signore non sono queste 4 mura, la casa del Signore siamo noi, fratelli e sorelle. Beati quelli che abitano nella tua casa, cioè che vivono. Amen. Con la propria chiesa, con la propria comunità, la comunità
proprietà del Signore, la famiglia del Signore. Abbiate quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. E poi sapete cosa dice ancora la parola di Dio? Un giorno nei tuoi cortili vale più che 1000 altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli enti. Questa che privilegio che abbiamo. Siamo figli di Re. La nostra famiglia appartiene a me. Alleluia, al nostro Signore che ci ha pagato a caro prezzo, ha dato la sua vita per noi. Sapete, io non ero convertito quanto mi sono convertito al Signore, non convertito a una religione, ma al Signore Gesù. Mia moglie era salvata e naturalmente mi incoraggiava, mi diceva, e la mia risposta era, nella mia vita di tutto quello che ho fatto, purtroppo di negativo, ho dato tutto. E così voglio dare tutto quando il Signore mi convinceva. Ed è venuto il giorno in cui il Signore mi ha convinto. Non voglio allungare, ma vi dico soltanto che gli ho dato al Signore. Un giorno insegnavo educazione fisica. Un ragazzo ha battuto la testa facendo il salto in alto. Sembrava senza speranza. E il Signore in quella situazione particolare, battuta a pezza sull'asfalto, dava più segni di vita, poi ha trovato il Signore e il Signore è pervenuto. Lì di fronte a 30 alunni, di fronte al preside tutti gli insegnanti, e ti ho spiegato ancora al Signore. Alleluia. E adesso sono qui. Alleluia, quello che sentivo nel mio cuore, l'ho condiviso con voi stasera. Il Signore vi benedica. Amen. Quello che Gesù ha fatto per noi, Lui ci ha chiamati a raccontarlo agli altri. Perché abbiamo un Dio che è amore. Un Gesù che ritorna. I segni ci sono tutti nella parola di Dio. Quando sarebbe tornato. E noi vogliamo farci trovare. La Chiesa del Signore deve fare. Fratelli e sorelle, guardiamo Lui. Non guardiamo altri che preghiamo il Signore per coloro che non camminano nella via del Signore. Amen. Non siamo chiamati a fare i giudici. Amen. Mi permetto di dirvi, non siamo chiamati neanche a fare i giudici. Quando non vediamo fratello e sorella in chiesa, l'ho detto martedì anche questo. No, preghiamo piuttosto. Chissà perché, fratello, forse sta vivendo una difficoltà, forse è malato. Ma non facciamo i giudizi, perché noi non conosciamo i motivi per cui qualche volta, prima di qualche volta, un fratello e una sorella non partecipano ai nostri culti. Dobbiamo pregare per loro. Amen? E perché no? Una telefonata, non WhatsApp, una telefonata. Amen. Allora Gesù, hai bisogno di una cosa, fratello e sorella? Dio vi benedica. Sono andato così a braccio, sapete, non era più libero. Amen. Grazie. Grazie. Questa è una cosa molto semplice, forse anche sciocca. Non so quanti di noi nella vita hanno cambiato vari lavori. C'è chi all'inizio lavoro, però quando nella vita cambi dei lavori, il datore ti presenta un nuovo contratto con delle condizioni. Sembra che stasera il Signore abbia proposto un nuovo contratto. Nuovo contratto, nuovo impegno per la Chiesa del Signore. E sta a noi di sottoscrivere. Il Signore non ci forzerà, come è stato detto, la Chiesa ha bisogno di ognuno di noi, perché dalla forza di ognuno di noi la Chiesa trae il proprio sviluppo. Il Signore non ci chiede quello che non possiamo, ma quello che possiamo sì, dobbiamo offrirlo con tutta la forza.
possiamo intonare un po', quindi Fernando vieni Ciro, senti, vediamo tutto questo. Pepe, usami lo... Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie, sì. Non so il numero, ma lo troveremo. 960. Vedete, un modo molto semplice con cui Dio ci usa è con la nostra presenza in Amen. Perché possiamo avere una parola di incoraggiamento, una testimonianza, un carisma, un verso della parola. E abbiamo bisogno di trarre forza l'uno dall'altro, oltre che da tutti. Che il Signore ci aiuti a comprendere quanto è importante avere una Chiesa e sentirsi parte di un corpo. Amen. E che il Signore ci aiuti stasera a prendere più consapevolezza di questo. Che numero è? 960. 960.
Signore, vogliamo dirti grazie per la tua parola. Signore, con coscienza, ognuno di noi per primo vogliamo chiederti, dacci di comprendere il valore della Chiesa. Quella Chiesa che è così cara a te, vogliamo sia cara anche a noi. Ogni singolo fratello, ogni singola sorella, ogni attività della Chiesa, Signore, ogni parte della Chiesa, possiamo sentirla come tu la senti, parte di te stesso. Signore, vogliamo collaborare per la crescita della Chiesa, vogliamo impegnarci nella preghiera, Signore, nell'esortazione, nell'incoraggiamento, Signore, anche nel dare praticamente, ma anche nel servirci gli uni gli altri, perché tu hai fatto questo per la tua Chiesa e continui a farlo. Chi siamo noi da giudicare diversamente da te? Dacci i tuoi occhi, dacci il tuo cuore, dacci le tue mani, usaci, Signore. Usaci per l'edificazione della Chiesa e per l'avanzamento del tuo. Ti ringraziamo, Signore, fratello Enzo, Signore. Continua a dargli ancora vita e forza, Signore. Dagli salute spirituale e fisica, Signore. E non solo a lui, ma per tutti i nostri fratelli che stanno soffrendo. Vogliamo caricarci dei loro bisogni e presentarli davanti al trono della grazia. Usaci, Signore. Usaci per come tu vuoi, Signore. Ci sono tante cose che hanno bisogno di mani che collaborano. Signore, gli occhi che piangono a volte, di bocche che parlano e esortano, Signore. I piedi che vanno a visitare. C'è bisogno, Signore. Vogliamo essere quella Chiesa che si dispone ad essere guidata dall'unico Signore della Chiesa che sei tu. Grazie che il prezzo l'hai dato tu, morendo in croce per noi. E noi vogliamo che ogni fratello e sorella sia così prezioso, altrettanto per noi, Padre. Grazie per la tua parola così semplice ma chiara ai nostri cuori. Vogliamo ottenerla e viverla. Grazie con tutto il cuore, nel nome prezioso di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Amen. Vogliamo accomodarci, ragazzi. Vogliamo raccogliere l'offerta, e alcuni annunci. Gloria a Dio. Grazie. Dobbiamo ringraziarti della tua presenza, ringraziarti perché, Signore, alla tua presenza siamo santificati, siamo edificati dalla tua parola. Noi ti ringraziamo, alleluia, santo, santo. Alleluia, benedetto il nostro pane, il nostro cuore, Padre, possiamo darti da noi. Grazie. Amen. 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 Prima di cantare un canto con delle luci. Allora, domani mattina siamo all'Asilo per chi può, a casa di Valentina e Fabia, alle 9:30, e domani sera c'è la riunione di preghiera qui in chiesa. Si va a Spresiano, la chiesa aperta per la preghiera. Martedì continueremo con lo studio biblico e venerdì ancora c'è la preghiera. I giovani hanno sabato a Bassano e sabato 7 a Tieno. Poi il 14 c'è la tenda, ma diciamo una cosa che vorrei dirvi, fratelli, ascoltate, il giorno 2 di giugno, che è il lunedì festivo, c'è il raduno del Triveneto a Padova, zona Mandria, c'è la possibilità di incontrarci con tutti i fratelli del Triveneto. Ci sono due culti, uno al mattino alle 10:30 e uno alle 15 di pomeriggio. C'è mangiare a sacco e c'è un'opportunità anche per chi ha i bambini che a volte in quelle circostanze non vanno. Se mi dite entro stasera, domani che venite, c'è la possibilità di metterli, c'è la possibilità di usufruire della scuola domenicale. Sia il mattino che il pomeriggio ci sono dei fratelli e delle sorelle che guarderanno i nostri figli se sono piccolini. Quindi se desiderate venire e passare un giorno senza il pensiero dei bambini e godere della presenza del Signore,
potete dirvelo così, diremo ai fratelli che ci sono altri 2, 3, 4, 5 i bambini che ci saranno. All'età mi sembra da piccoli fino a 6 anni c'è la possibilità di metterli. E poi un'altra cosa, e poi ci saluteremo, il giorno, se vi può interessare, se desiderate partecipare, il giorno 8 è la giornata nazionale di preghiera, a Bassano avremo i battesimi, sono 3 anni che abbiamo deciso di fare il battesimo e quindi avremo i battesimi, mentre il 13, 14, 15 nel parco ragazzi 99 a Bassano c'è la possibilità di avere 3 giorni con la tenda comunicazione. Vi chiedo di pregare perché a Castelfranco abbiamo fatto la richiesta di fare 2 giorni, sabato e domenica, fine settembre, di avere i gazebo anche qua finalmente, se ci danno grazie, la striscia di verde che è di fronte, l'ho detto l'altra domenica scorsa, che è di fronte Piazza Giorgione. Sembra che il vice sindaco sia favorevole, se ci incontriamo con le date avremo possibilità di avere 3 culti all'aperto sotto i gazebo lì davanti a Piazza Giorgione. Sarebbe una bellissima opportunità di annunciare l'Evangelo anche a chi magari non entrerà mai sotto la fede. Non so se state pregando per il locale di culto, continuate a pregare, che se ci faccia capire, appena possiamo fare un'assemblea, giusto per avere qualche notizia in più. Ma questo abbiamo il tempo di farlo. Per adesso ci stiamo ancora, ma non vogliamo abituarci troppo. A noi ci alziamo all'impiedi, vogliamo concludere. Gloria sia al tuo nome. Signore, vogliamo benedirti, vogliamo lodarci. Grazie perché con te si sta bene, Signore, al di là di tutto. Ma dove andremo, Signore? Da chi andremo? Chi ha parole di vita eterna? Solo tu. Chi dà pace al cuore? Solo tu, Signore. E vogliamo salutarci con l'amore e la pace del Signore. Accompagnaci, benedici il tuo popolo. Grazie, grazie anche per la famiglia di Gianluigi. Una preghiera particolare, Signore, che possa benedire ogni suo fratello e sorella, Padre. Continua a riversare su di loro forza e salute, Padre. Oh Padre, stanno servendo un tuo figlio e tu onorerai quanti ti onorano, Signore. Grazie, Dio, con tutto il cuore, nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen. Signore ci benedica, cari. Vogliamo salutarci nell'amore del Signore.